Gli ultimi dubbi sulla morte di Annabella Martinelli potrebbero trovare risposte dall'autopsia che si svolgerà nelle prossime ore. Procura e carabinieri sono convinti che la tragica fine della 22enne studentessa padovana, trovata impiccata nei boschi dei Colli Ugani dopo 9 giorni di ricerche, sia stata il frutto di un gesto estremo, ma ogni dubbio deve essere fugato, soprattutto per il cerotto trovato sulla bocca della giovane, che potrebbe essersela applicata da sola, come dichiarato in alcuni scritti trovati nel suo diario o in una lettera lasciata a casa dei genitori. Nel luogo dove è stata ritrovata giovedì scorso, i genitori e i parenti hanno lasciato dei fiori, mentre domenica, durante la partita casalinga a Bastia delle Ugani a Rovolona, è stato srotolato uno striscione rosa per salutare e ricordare Annabella, la cui scomparsa ha toccato l'opinione pubblica, che per 9 giorni è rimasta con il fiato sospeso per le sue sorti, sperando venisse ritrovata sana e salva. Dopo l'autopsia dovrebbe arrivare il nulla osta per la riconsegna della salma ai genitori, che potranno così fissare la data del funerale.